Sono sotto gli occhi di tutti i danni causati dal maltempo. Ebbene, arriva un'app che permetterà a chiunque di diventare sentinella attiva. Osserva il fiume, segnala con l'app, proteggi il territorio dalle esondazioni. È questo il leitmotiv della nuova tecnologia, grazie alla quale si potrà avere una condivisione di quanto accade in tempo reale. Una brillante idea di progetto, con l'Europa che guarda il Veneto come modello di riferimento in un territorio, quello bassanese, che necessita di interventi importanti. In modo particolare nel Bassanese, di fronte a un nubifragio particolarmente rilevante che, me l'ha detto una persona centenaria che non aveva mai visto una cosa del genere, è evidente che anche lì a protezione delle abitazioni vengono poste barriere paramassi, briglie, insomma drenaggi, tutto quello che serve per evitare il rischio. Però, ripeto, abbiamo investito oltre 1 miliardo di euro, abbiamo un piano che prevede ancora 2 miliardi e 200 milioni, si continua su questa strada. L'applicazione sarà operativa dal prossimo ottobre, rientra nel piano di gestione del rischio alluvioni della Regione Veneto con l'autorità di bacino delle Alpi orientali, vede coinvolti 100 comuni veneti con altrettante scuole e i 3 atenei universitari per un totale di oltre 1,5 milioni di abitanti.